Ben ritrovati Cattoliche dintorni. L'Università ha bisogno di uno slancio creativo per un'azione autenticamente innovativa. È stato questo il messaggio proposto dal Rettore, il Professor Lorenzo Ornaghi, in occasione del Dies Academicus, il tradizionale momento di incontro con le autorità e i rappresentanti delle realtà locali e degli studenti. È seguita poi la Lectio Magistralis del Professor Luciano Pazzaglia, dedicata agli archivi della sede bresciana, vera risorsa di ricerca per tutta la città. Vediamo insieme il servizio. Rettore Ornaghi, quali saranno le novità previste per il prossimo anno accademico per la sede di Brescia? Una sede che davvero potrà diventare sempre più importante e prestigiosa nel giro di qualche anno. Auguro non troppo, la ormai definitiva acquisizione del seminario porterà a raccogliere, unificare e rendere ancora più visibili e importanti per l'intero territorio le nostre attività, e oggi appunto nel discorso le elencherò. Sono molte, alcune sono prevalentemente attività per gli studenti, come è giusto che sia, altre, e saranno sempre più importanti, sono attività di ricerca. Ne cito una che è molto specifica di Brescia, tutta l'attività di ricerca su quella questione sempre più importante che è l'ambiente. E credo che l'acquisizione di una porzione significativa del seminario rafforzi per la sede di Brescia e per tutto l'Ateneo le esigenze di quello che ho chiamato in questa condizione la opportunità e forse la necessità per tutta l'Ateneo dei Cattolici Italiani di uno slancio creativo. Ecco, su questo ho ripreso un termine che è frequentemente usato dal Santo Padre Benedetto XVI. No? Abbiamo tutti bisogno, soprattutto in queste circostanze storiche, di agire e di agire in modo creativo. E agli studenti, oggi inauguriamo l'anno accademico, quale messaggio vogliamo dare? Agli studenti di tornare con, se lo si intende bene il termine, con ingenuità, ma che significa con il massimo dell'adesione possibile, a sperare. Credo che uno dei compiti di noi educatori sia riaccendere o accendere nei giovani la speranza, perché è dalla speranza che poi nasce la capacità, la volontà, il desiderio di quell'azione creativa che dicevo prima. Professor Pazzaglia, oggi lei presenterà i tesori della sede bresciana, ovvero gli archivi storici. Quali risorse sono per la città di Brescia e per l'intera comunità accademica? Dunque, intanto diciamo che già da un po' di tempo l'Università Cattolica nel suo insieme, e quindi anche la sede di Brescia, sta rivolgendo una particolare attenzione alla raccolta e alla inventariazione, alla valorizzazione degli archivi. Per ora ce ne sono 3, c'è l'Archivio per la storia dell'educazione in Italia, l'Archivio per la storia del movimento, una sezione sede bresciana dell'Archivio per la storia del movimento cattolico, e poi un archivio della storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Quindi 3 archivi il cui ventaglio è molto aperto e affronta tanti problemi. E noi auspicheremmo che si possa pervenire alla costituzione, diciamo così, di un centro che faccia da rete con tutti gli altri archivi della città, ma vedrei con molto piacere che il polo diventasse anche un polo interuniversitario, che si aprisse a un raccordo anche con tutti gli altri archivi delle università disponibili a questa collaborazione. Il Comune di Brescia ha proposto una serie di convenzioni per aiutare gli studenti a raggiungere più facilmente la loro università. Vediamo insieme di cosa si tratta. Presidente Prandini, ci sono nuove agevolazioni che Brescia Mobilità offrirà agli studenti della Cattolica. Sì, abbiamo voluto estendere la prima proposta dei 15 parcheggi all'Istituto Artigianelli, integrandola con i 70 parcheggi che erano disponibili al parcheggio Apollonio. Questo per consentire ai ragazzi di poter raggiungere l'università in modo più agevole,
ma non solo, perché la proposta che oggi abbiamo presentato estende tutto il pacchetto delle agevolazioni previste per il progetto Brescia Città Università agli studenti della Cattolica, quindi soprattutto Bicimia senza cauzione, che è il servizio che gli studenti in questi 3 mesi hanno maggiormente apprezzato, e anche le prepagate ricaricabili con il 33% di sconto nei 2 parcheggi di Fossabagni e Randaccio. Direttore Morgano, con questa iniziativa sono state accolte le richieste degli studenti dell'Università Cattolica? Gli studenti avevano fatto presente ovviamente a quelli che sono i problemi normali per il raggiungimento anche della nostra sede universitaria. Si sa che la gran parte dei nostri studenti proviene dalla città, dalla provincia e di alcune province contermini, quindi utilizzano mezzi di norma pubblici, e poi c'è ovviamente l'avvicinamento dalla stazione ferroviaria oppure ovviamente dei mezzi su gomma rispetto alla nostra alle nostre sedi universitarie. Ancora un'esigenza per alcuni, per difficoltà oggettive, di avere una possibilità di parcheggio del proprio mezzo, che tra l'altro in parte viene anche utilizzato in maniera plurima, quindi sostanzialmente anche in questo un'attenzione particolare ai flussi di traffico che evidentemente investono poi complessivamente la città. Quindi queste segnalazioni sono state fatte presente alla nostra sede e a nostra volta partecipando ad un tavolo che è stato messo a disposizione da un lato dall'amministrazione comunale attraverso l'assessore Orto, dall'altro attraverso in particolare questi contatti con Brescia Mobilità e attraverso le 2 società Brescia Trasporti e Brescia Sintesi abbiamo trovato una soluzione che ovviamente si inquadra nell'ambito del progetto più vasto che investe anche l'Università degli Studi. Del resto però i problemi degli studenti universitari sono identici sia che siano della statale o sia che siano dell'Università Cattolica. Assessore Orto, il Comune di Brescia ha risposto alle necessità delle università. Io rispondo molto semplicemente: ad esigenza concreta una risposta altrettanto concreta rispetto alle richieste che le università da tempo, attraverso il tavolo della fluidificazione che abbiamo costituito, ci hanno manifestato. Quindi oggi il mettere a disposizione per le società che si occupano di gestire il servizio Brescia Trasporti, Brescia Mobilità nei parcheggi, il Comune di Brescia si è impegnato a dare quelle risposte concrete che le università da tempo ci hanno manifestato. Anche per il prossimo anno accademico il CUT La Stanza propone una serie di attività sia sul piano della formazione che su quello dello spettacolo. Ascoltiamo insieme Maria Candida Toaldo. Siamo qui con Maria Candida Toaldo, direttore artistico del Centro Universitario Teatrale La Stanza. Ci può dire qual è l'offerta teatrale in programma per quest'anno accademico? L'offerta teatrale per quest'anno è articolata su in vari ambiti. Il primo, gli itinerari teatrali, e il secondo riguarda gli spettacoli. Nel primo ambito gli itinerari teatrali propongono Prima della scena, che è un itinerario tradizionale ma che avrà quest'anno una particolare attenzione all'uso della voce attraverso l'intervento di Mariuccia Franzoni come logopedista, e poi al di là dell'acquisizione della dizione, della gestione appunto della voce, ci sarà anche l'intervento di alcuni attori, tra cui Giuse Turra, che è una delle allieve che ho avuto dal 1987 al CUT La Stanza e che adesso collabora, facendo la sua attività professionistica, collabora con noi nel nostro centro. Poi un altro itinerario importante è quello che riguarda il mimo
Mimo, che sarà diciamo, condotto questo itinerario da Elena Serra, che è stata 20 anni assistente di Marcel Marceau. Il Mimo verrà articolato, questo corso, in 3 moduli che porteranno da un corso base, un corso di perfezionamento e alla fine una rappresentazione proprio di Mimo che potrà essere inserita in vari tipi di rassegne. Il primo itinerario, cioè quello che riguarda Prima della scena, inizierà il 19 di novembre, mentre l'altro itinerario, quello del Mimo, inizierà a febbraio, partirà da febbraio. Nel settore dello spettacolo invece avremo 2 spettacoli, uno che riguarda il Taboulet, una nuova ricetta per l'integrazione, testo di Lidia Kekiklian, per la mia regia e con gli attori del CUT e gli studenti del mio laboratorio di dizione e recitazione dello Stars. Come dicevo, verrà presentata proprio il 10 di dicembre nello spazio Stars. Invece per quanto riguarda la commedia dell'arte avremo la presentazione di Molto, tanto, troppo rumore per nulla, appunto spettacolo di commedia dell'arte, il 21 di dicembre al Sociale alle ore 21 in collaborazione con l'ospedale civile, con pneumologia, il professor Tassi e con l'associazione Amar.